4, 3, 7, 3, 1, 5, non me lo penso. 803 da 892. Il procuratore dovevo chiamare, cazzo! Per qualsiasi cosa io... Pronto? Sono De Falco da Livorno, comandante. Sì, il comandante, si guarda. Pronto? Sì, buonasera comandante. Senta, io sono De Falco da Livorno, parlo col comandante? Sì, buonasera comandante Falco. Mi dica il suo nome, per favore. Sono il comandante Schettino, comandante. Schettino? Sì. Ascolti Schettino, ci sono persone intrappolate a bordo, adesso lei va con la sua scialuppa sotto la prua della nave, lato dritto, c'è una biscaggina. Lei sale su quella biscaggina e va a bordo della nave. Va a bordo della nave e mi viene a dire, mi riporta quante persone ci sono. Le è chiaro? Io sto registrando questa comunicazione, comandante Schettino. Allora, comandante, le dico una cosa. Parli a voce alta. Allora, la nave adesso, io sono qua di fronte... Comandante, parli a voce più alta, metta la mano davanti al microfono e parla a voce alta. Chiaro? Con la scialuppa, fallo venire un attimo, fallo venire qua. Comandante, allora, in questo momento la nave è inclinata. Ho capito. C'è gente, ascolti, c'è gente che sta scendendo dalla biscaggina di prua. Lei quella biscaggina la percorre in senso inverso, sale sulla nave e mi dice quante persone e che cosa hanno a bordo. Chiaro? Mi dice se ci sono bambini, donne o persone bisognose di assistenza. E me ne dice il numero di ciascuna di queste categorie. È chiaro? Guardi Schettino che lei si è salvato forse dal mare, ma io la porto veramente molto male, le faccio passare l'anima dei guai. Vada a bordo, cazzo! Comandante, per cortesia. No, per cortesia, lei adesso prende e va a bordo. Mi assicuri che sta andando a bordo. Io sto andando qua con la lancia dei soccorsi, sono sotto qua, non sono andato da nessuna parte, sono qua. Che sta facendo, comandante? Sto qua per coordinare i soccorsi. Che sta coordinando lì? Vada a bordo, mi coordini i soccorsi da bordo. Lei si rifiuta? No, non mi sto rifiutando. Lei si sta rifiutando di andare a bordo, comandante? No, ci sto andando. E mi dica qual è il motivo per cui non ci va. Ci sto andando perché ci sta l'altra lancia che si è fermata. Lei vada a bordo, è un ordine, lei non deve fare altre valutazioni, lei ha dichiarato l'abbandono nave, adesso comando io. Lei vada a bordo. È chiaro? Comandante, Non mi sente? sto andando a bordo. Vada. Mi chiami immediatamente da bordo, c'è il mio aerosoccorritore lì. Dove sta il tuo Il soccorritore? mio soccorritore sta a prua. Avanti. Ci sono già dei cadaveri, Schettino. Avanti. Quanti cadaveri ci sono? Non lo so, uno l'ho sentito. Me lo devi dire lei quanti ce ne sono, Cristo. No, ma ti rende conto che è buio e che qua non vediamo nulla? E che vuole tornare a casa, Schettino? È buio, vuole tornare a casa? Salga sulla prua della nave tramite la biscaggina e mi dica cosa si può fare, quante persone ci sono e che bisogno hanno. Ora! Comandante, sono il comandante in seconda. Come? Sono assieme al comandante in seconda qui. Salite tutte e due allora. Tutte e due, come si chiama il secondo? Come si chiama il secondo? Dimitri. Dimitri cosa? Dimitri Cristidis. Lei e il suo secondo salite a bordo, ora, è chiaro? Comandante, io voglio salire a bordo, semplicemente che l'altra scialuppa qua, ci sono gli altri soccorritori, si è fermata e si sta alla deriva. Adesso ho chiamato altri soccorritori. Lei è un'ora che mi sta dicendo questo, adesso va a bordo e mi viene a dire, e mi viene subito a dire quante persone ci sono. Va bene comandante, sto andando... Vada,